Un centro storico, quello di Dozza, dalla caratteristica forma a fuso, centro storico bellissimo che abbiamo appena visto, e a svettare soprattutto la rocca sforzesca, la rocca di Dozza. Rocca che risale come costruzione alla metà del 1200 e che poi è stata rimaneggiata da Caterina Sforza, è diventata una residenza nobiliare. Rocca che sicuramente aveva una vita sfarzosa, ma molto si giocava qui, dove siamo noi oggi, nelle cucine, dove abbiamo anche ricreato un poco l'ambiente dell'epoca, l'aria, la sensazione dell'epoca con i nostri figuranti. Ovviamente che abbiamo in cucina le nostre Asdore di Dozza, abbiamo Rosalena e Gabriella, e Graziella, anzi scusate, io vi do il via. Cominciate a fare la sfoglia, che è la cosa bellissima da vedere. Intanto io presento gli altri ospiti che ci accompagnano: Giuseppe Moscatello, che è vice sindaco di Dozza ma anche assessore alla cultura, e poi Massimiliano e Tiziana, i difensori della Rocca. Sono loro che ci riportano proprio all'epoca del Medioevo, all'epoca di Caterina Sforza. Allora, Rosalena, intanto voi siete le decane delle sfogline, siete un'istituzione, le Asdore. Qui si fa la sfoglia, probabilmente la si faceva così anche all'epoca di Caterina, perché qua abbiamo degli attrezzi che sono sicuramente storici, e quindi, allora, un pochino il segreto di questa sfoglia. Senza la macchina, eh? No, rigorosamente col mattarello. Niente, le sfogline di Dozza, che sono le Asdore di Dozza, sono nate nel 1991, così quasi per scherzo, per fare una festa per accogliere meglio i turisti. E abbiamo cominciato appunto con dei piatti tipici, la sfoglia in primis, e a tante altre, la carne in graticola, tante la piadina e gli affettati, e così da 30 anni, 31 anzi, andiamo avanti ed è sempre stato un successo maggiore tutti gli anni. Quante centinaia di migliaia di sfoglie avete fatto nella vostra vita? Oh, no, veramente ho perso il conto. Comunque lei pensi che tutti gli anni 7-8 quintali di tortellini più le tagliatelle. Bene, tutti ok. gli anni. È meglio che non le contiamo perché c'è da spaventarsi. Non saprei fare il conto. Bene, bene. Continuate pure, perché poi dopo vediamo come, ovviamente la sfoglia è la prima fase, però poi dopo viene il bello con la preparazione delle paste. Allora, questa sede bellissima, che è sede dove dopo andremo anche dell'Enoteca regionale giù nelle cantine, qui siamo nelle cucine, un pochino la storia di questo luogo. Allora, la Rocca di Dozza è il monumento iconico e più rappresentativo della nostra comunità, senz'altro, e è nota appunto come Rocca Sforzesca di Dozza, come si è detto correttamente, perché ha fatto parte dei domini anche di Caterina Sforza, che ha acquisito, ecco, questi possedimenti per matrimonio con Girolamo Riario, che era nipote di Sisto IV, direi, di Papa della Rovere. Per cui, ecco, brevemente sulla Rocca possiamo dire che, come è stato già ampiamente insomma, esplicitato, nel corso dei secoli, perché la costruzione, l'edificazione è databile alla metà del XIII secolo, quindi nel corso del tempo, poi a seconda delle esigenze e dell'evoluzione, ha subito diversi interventi di ampliamento e anche di adeguamento funzionale e strutturale. Possono essere riconoscibili 3 fasi, quindi quello del fortilizio medievale rinascimentale con la vocazione militare in primis, poi in seconda battuta di residenza rinascimentale e infine, diciamo, di residenza settecentesca. Queste 3 fasi, dicevamo, sono ancora visibili e ben riconoscibili e ben sottolineate anche nel percorso di visita museale attuale. Nel 1960 poi la Rocca, fino al 1960, è stata residenza privata e in quest'anno è stata acquisita con grande lungimiranza dal Comune di Dozza e quindi adesso è patrimonio appunto della comunità, della collettività, ed è diventata appunto casa museo aperta al pubblico. Ancora oggi il Museo della Rocca è ottimamente, devo dire, gestito dalla Fondazione Dozza Città d'Arte, che è una partecipata del Comune di Dozza, e dal 2006 direi gode appunto del riconoscimento di museo di qualità dalla Regione Emilia-Romagna, insomma dell'Istituto Beni
artistici, culturali e naturali. Inoltre fa parte del sistema museale regionale e anche dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Quindi ecco, devo dire assolutamente un monumento, un percorso di qualità, impreziosito, devo dire, anche dalla bellissima sinergia tra pubblico e privato, che ha permesso una declinazione locale dell'Art Bonus con il progetto Ad 8 metro quadro, e che ha permesso davvero di scoprire, o meglio di riscoprire, tantissimi dei tesori d'arte che sono celati all'interno di questo nostro monumento. Uno dei luoghi più rappresentativi è senz'altro quello delle cucine dove noi siamo, perché, ripeto, poi essendo stata anche residenza privata, come possiamo vedere, come dire, tutto si è conservato alla perfezione. Certo, infatti ci sono tantissimi oggetti che ci riportano alla storia. Questo è ovviamente uno degli ambienti probabilmente più suggestivi, però ce ne sono anche altri. Sicuramente la sala delle torture, immagino che i bambini che verranno qui in visita ad Ossa immediatamente mamma, papà mi porti a vedere la sala delle torture, e poi però anche tanti altri ambienti, tanti altri locali, al di là del cortile del chiostro interno, che è veramente un gioiello. Ecco, se posso citarne qualcuno, ad esempio abbiamo il cosiddetto Pozzo a Rasoio, ma c'è anche la Sala delle Armi, lo Studiolo del Papa, che sono stati recentemente riqualificati, e molto altro. Quindi ecco, dopo, se vorremmo visitarli, ecco, avremo il piacere di illustrarveli. Certo, e poi intanto comunque noi vediamo sopra tutte le immagini, perché è davvero un gioiello. Allora, come siamo messi con... Siamo pronti per fare i garganelli. Madonna, mi siete Che ad velocissimi. Ossa non si chiamano garganelli, si chiamano maccheroni nel pettine. E il pettine qual è? Il pettine è questo Eccolo. attrezzo che serviva in antichità nel telaio e facevano la tela. Poi, adesso non usa più, oggi abbiamo tagliato tanti pezzettini e le usiamo proprio per fare i garganelli. Ecco, infatti, o maccheroni nel o pettine. maccheroni nel pettine. Infatti questo, che era l'originale, è la lunghezza intero del telaio. Quindi qua passavano i fili, quando non passavano i fili passavano i maccheroni, l'uno e l'altro. Bellissimo. Prego, cominciate pure, che così Sì. ci fate vedere come si fa. Il coltello così. Allora, bene, intanto che lei cerca il coltello, io torno all'epoca di Caterina, mi immergo. Voi chi siete in particolare? Cioè, i difensori della Rocca, d'accordo, come associazione, certo, Massimiliano e Tiziana al secolo, ma in quell'epoca il vostro abbigliamento a chi era riservato? Dunque, noi siamo una coppia non solo nella rievocazione ma anche nella vita, marito e moglie. Nel Medioevo, cioè fine 1300, io sono il devoto e mia moglie Verdiana, nomi dell'epoca, nomi che si possono prendere da un libro che conserva i nomi dell'epoca ed è molto interessante ed è custodito a Bologna, e siamo vestiti da casa. Noi in questo momento siamo in una cucina, siamo in casa e semplicemente è come ci troveremmo se dovessimo anche noi cucinare e preparare da mangiare nel periodo. Perfetto, quindi lei, se avesse dovuto fare la sfoglia, l'avrebbe fatta vestita così, assolutamente, con anche la cuffietta in testa, quindi secondo tutte le regole, le norme sanitarie che abbiamo noi oggi. Ma la cucina dell'epoca e la cucina oggi, cioè i garganelli dell'epoca e quelli di oggi, forse quelli sono gli stessi più o meno? Sul garganello non lo sappiamo perché non ci sono reperti di quel periodo. Sicuramente la lavorazione della sfoglia come la facciamo adesso era presente, la variante bianca senza uova era quella più usata dai ceti meno ambienti, anche se in realtà non è poi così vero che non mangiassero bene quasi tutti. Però lasagne, non certo come le conosciamo noi, ma c'erano già e sono documentate, tagliatelle, altri tipi di sfoglia, quelle si facevano. Quindi la tradizione culinaria nostra, quella bella, ricca, che ci identifica, comunque arriva da molto lontano. Ed è molto interessante vedere come ci siano trattati dell'epoca che riportano esattamente le ricette, anche se i cuochi dell'epoca erano un po', come dire, gelosi delle loro ricette. Come i cuochi di oggi. Come i cuochi di oggi, e infatti non si troverà un ricettario con grammi o qualsiasi altra unità di misura riconducibile all'epoca, ma il famoso QB, quanto basta. Quello che mette in crisi chi non sa cucinare. Ti dicono cosa usano ma non quanta ne usano, perché erano molto gelosi delle loro ricette. Beh, insomma, lì bisognerà andare per tentativi.
Ok, allora a questo punto, prima di dare il via a loro, direi una breve pausa e poi dopo ci ritroviamo, anche perché arrivano i piatti.